Per Sardegna Motor News, Riccardo Puceddu, Motoclub Iglesias. Il piazzamento odierno a fine gara? Ma diciamo che è andata bene, anche perché vengo fuori da un mezzo infortunio, dalla gara di Iglesias, in cui non ho potuto prendere parte al finale di gara per via di una brutta caduta, quindi mi posso reputare soddisfatto della prestazione odierna. Ci stiamo riprendendo e tempo al tempo. Il tempo della gara oggi era leggermente bruttino alla partenza, un po' di pioggia, Sì. pioggia e fango durante il percorso. Sì, fortunatamente ci ha lasciato tranquilli sul finale, il tempo ci ha graziato. Il percorso come l'hai trovato? Il percorso diciamo abbastanza impegnativo, forse ero un po' penalizzato per via della mia moto, della mia cilindrata, sono un 125, però diciamo che non mi posso lamentare. La mancanza di una speciale fettucciata oggi ha indotto gli organizzatori a costruire due linee per chiudere la gara. Come l'hai trovata? Malgrado, il fettucciato è una delle parti della gara in cui mi diverto di più e quindi è sempre un peccato non trovarlo. Un fettucciato abbastanza ricco di acquitrini, Sì, un fiume da attraversare in diversi punti. Credo che dopo la gara di Padru questo sia l'anno del fiume, perché ultimamente torniamo a casa sempre con i piedi bagnati. Quindi Speriamo che con oggi il tempo migliori e smetta di piovere. speriamo di ritrovare un po' della buona e vecchia polvere. Hai qualcuno da ringraziare in particolare? Sì, voglio ringraziare dei ragazzi che mi danno una mano, che sono i ragazzi della Mi Bike, Gusaberg, Autovam, Gas in bombole da Christian e Parruccheria Relook.